Buonasera a tutti, visti TV, itte novera de oggi, di 20 battolo del suo mese di marzo 2026, siamo torna in onda dai visti TV, dopo la selezione, la votazione che bisogna stata, già poi sul referendum, che poi diciamo che sono sul risultato, però poi come diciamo manteniamo lo schema dei 11 giorni, andiamo a vedere come si presenta Sadia o Iembida, si presenta De Goi, che in questa nube si sparta da chi sono a Curziannesi, ma è impedire Gallo su sole, però insomma non lo deve impedire Pometa, come già cominciando non paga a si illuminare Zaida. Ecco, un'altra macchina che, come si vede, va proprio una nube su che è impedine su sole, però su che lo è belle che libero. Oggi come si presenta, adesso Saravallo, 3 gradi al massimo, 4 gradi al minimo, che lo meso coculato viene da Salvatore e poi dopo è spalazzato da Salvatore in poi. Crasa, dia di mercoledì, spalazzato belle che tutto sa die, pezzi carchinogheda a ora adesso, al 2 dessa strese. Oh, bene. Vedremo il risultato, che non me lo sto mostrando, ecco qua. Vabbè, arriviamo dopo sul risultato della votazione, che non me lo sto mostrando, non può comprare per quale motivo. Non me lo sto mostrando, vabbè, evidentemente anche sono in funni, no, che vediamo un po', eccolo qua. Il risultato in visti sono stato posso sì, hanno votato 404 persone, elettori, 35,88%, posso no, 722, 64,2%, mi pare che questo risultato non sia né tanto giusto, però non è stato spiegato da essa da eleggendo, ma mi pare ne troppo alto, non mi pare ne. In effetti non ha pubblicato informazioni dirette dai municipi a sostegno non bisogna poi non bisogna nato poi la solita ostilità che invento non si via che mi deve entrare il diretto carabinieri presidente del seggio eccetera eccetera andare a scarichi cosa e quindi ha poi rinunziato a debiannare insomma che è una cosa che in dopo questo mondo verrà proposto su viene sul video a che ne idere qualche cosa del sosseggio io non chiesto che riesca andare a commutare la bussacca di nessuno ma semplicemente dare una videata che può dare a Saida a parvenza che noi spurubamo informazione come in altro loco ma no questa cosa non è stata gai vabbè pazienza andiamo da innanzi festa dell'annunciazione saranno stata batte un altro appuntamento posso 20 chimbe in pratica Pocrasa, missa a Sasunichi e poi missa a Battolo de Ortaidie. Bene, altro appuntamento che non riguarda direttamente ma comunque è una cosa molto interessante che è Napoli 27 e Auditorium Biblioteca Sata di Nugolo, longevità oggi aggiungere vita agli anni, un bello convegno organizzato dai Salion Club in un bel veste Mario Bitti, presidente, che ha che teso saluto iniziale e poi tutto il suo dibattito è moderato da Antonella Calvisi, direttrice sanitaria ASL numero 3. Quindi due vizichesi in primo piano, insomma, mi piaghi tu pure di biannare, ma i dimos, insomma, commenta se mi sposto, beste esultante il biannare oppure no. Intanto una buona nova, pare che sia già predisponente a proporre il sportello, cioè il banco postomat torna in sa posizione che prima, evidentemente difficile a ponere intro, vabbè insomma hanno tornato a separare di ponere in fuori, ovviamente l'hanno ponere in maniera tale che non siete estraibile a sa banda di piazza e marcato insomma che non questo si scena
dei carrasecare ovviamente, ma usate. Certo, noi che abbiamo curato dal finestra da polde tanto, che in questo sappulo che abbiamo posto, insomma, però evidentemente è un problema di sicurezza. Ma a parte il mio si poteva fare in un bebè stesa Ianna come, questa Ianna tancata a Serra Cinesca, in cui si poteva porre sul posto, ma e poi anche si tratta in un bebè stesa un po' sul posto, ma evidentemente hanno deciso diversamente e vabbè, insomma, lo che hanno deciso, probabilmente este posso sportatore di handicap che è difficile che in quel bastamento gradino si scivolo di diventare troppo lungo, ma in un bescomo si tratta noi che posso sportatore di handicap battata siete metta facile a entrare. Bene, andiamo da innanzi, ecco qua, abbiamo messo la prima pagina della Nuova Sardegna, il no compatta all'isola 59,44%, referendum, bocciata la riforma Nordio della giustizia, Meloni, andiamo avanti. Il campo largo esulta in piazza in Sardegna, a Nuoro e a Sassari, le percentuali più alte. Decadenza Todde, partita chiusa, la Corte le dà ragione. O Marchesa non poteva che andare così, o Marchesa tanto è stato domesticabile, o Marchesa. Protagonisti consapevoli, siamo già ai danni dei no, che è Paola Balducci del referendum, la nuova volontà di partecipare, un attimo il commento, questo il commento è di Francesca di Clemente. Aeritalia mette in vendita i voli da Cagliari per Olbia e Alghero, cioè praticamente prima c'è lo rataggio di carta e poi lo ponete in vendita. E va bene, andiamo da innanzi, la prima pagina dell'Unione, referendum sulla giustizia, vince il no. Meloni, rispettiamo il voto degli italiani, andiamo avanti. Schlein e Conte esultano. Caso Todd, non c'è decadenza. Trump, l'Iran tratta, ma Teheran smentisce da Cagliari a Olbia in aereo. Questa è una bella nuova, insomma, è una bella cosa. Cercasi marchio IGP per i pani tradizionali, Carasau e Pistoccu. Confronto aperto alla Camera di Commercio, il convegno venerdì 27 marzo nella Camera di Commercio su pane Carasau e Pistoccu. Dogliastra però. I lavori a partire dalle 10 aperti dai saluti del presidente dell'ente camerale Agostino Cicalò. I temi sul tappeto sono l'identità produttiva del pane tipico e la collocazione sul mercato con particolare attenzione alla grande distribuzione. Centrale all'interno del confronto il lavoro istituzionale. Allora, scusate un attimo. Ecco, centrale all'interno del confronto il lavoro istituzionale per l'attribuzione al pane tipico della Sardegna il marchio IGP, identificazione geografica protetta. Ai lavori prenderà parte l'assessore regionale dell'agricoltura Francesco Agur. In successione gli interventi di Maria Antonietta De Sì e Pier Giorgio Chelucci del gruppo di consulenti Bioecco. Aggiorneranno l'uditorio sullo stato dell'arte dell'iter per la registrazione del marchio avviato al MASAF, Ministero dell'Agricoltura e Sovranità Alimentare e Foreste, che è in corso da tempo. Nuova mensa scolastica Irgoli, lavori in corso all'elementare stanziati 300.000 euro. Una mensa scolastica, uno non chiede, ma deve essere stato l'istituto, vabbè. Orosei si prepara per la settimana santa, 3 confraternite protagoniste di antichi riti tramandati dalla notte dei tempi. E l'hanno fatto che pure in bizio, di scravamento. Chiudono i magazzini Cicalò, addio dopo 64 anni di attività, cosa da non credere, tancata il magazzino del Cicalò.
il presidente della Camera di Commercio e amministratore Agostino Cicalò. Rinasceremo con vesti più adatte al mercato attuale, non guardiamoci indietro. Anche Sebastiano Rosas stacca la spina, cioè non hanno ancora abbassato del tutto la saracinesca, ma entro il 2026 l'antica Via Maiolia dirà addio ad uno dei suoi negozi più amati. Dopo 8 decenni di attività, infatti, la gioielleria Rosas chiuderà per sempre i battenti, portando con sé un pezzo importante di vita dei nuoresi e una marea di ricordi legati a tanti affezionati clienti sardi e non solo. Fondata nel 1943 da Antonio Rosas, la gioielleria era inizialmente un piccolo negozio nel quale, nella parte alta del Corso Garibaldi, al Civico 20. Negli anni è divenuta un vero simbolo commerciale per il capoluogo barbaricino. La notizia della chiusura della storica gioielleria, che si trova nell'attuale locale ininterrottamente al 1955, ha suscitato un'ondata di commozione in tutta la città, manifestata con parole d'affetto, ma soprattutto con la presenza assidua dei clienti storici che tutt'oggi, seppur in liquidazione, affollano i locali del Corso Garibaldi per rinnovare la stima a una famiglia di gioiellieri che ha fatto la storia di Nuoro. Cosa de non crede, Nuoro puro cancellare. Adesso è ufficiale, le moderne di Cicalò, da qualche giorno i magazzini Cicalò hanno chiuso definitivamente battenti dopo 64 anni di attività. L'annuncio era stato dato alcune settimane fa dai fondatori della storica azienda nuorese, ma i più nostalgici avevano sperato in un clamoroso passo indietro. Sì, perché nel 1962 ad oggi quello che può essere definito l'antenato degli attuali megastore, dal viale Europa, ha fatto compagnia a intere generazioni di acquirenti e dato lavoro a decine di famiglie della città e anche dell'intero territorio. Chiudiamo per rinascere sotto altre vesti più comode per il mercato attuale, rassicura Agostino Cicalò, amministratore della società e presidente della Camera di Commercio di Nuoro, che, interpellato dalla Nuova Sardegna, spiega le ragioni di una decisione storica. Presidente, come mai avete deciso di chiudere i magazzini dopo oltre 6 generazioni di onorata carriera? È cambiato il mercato e le aziende, anche la nostra, devono essere brave ad adattarsi ai cambiamenti. In questo caso specifico, dopo attenta riflessione, abbiamo valutato che la formula scelta nel 1962 non fosse più attuale. Chiudiamo per rinascere, ha detto, è una promessa o una suggestione? Non sappiamo se i magazzini riapriranno così come erano, è difficile sicuramente, lo ripeto, è una decisione maturata nel tempo. Già nel 2011 la struttura aveva subito un forte ridimensionamento per ricavare degli spazi per il nostro residence. Adesso stiamo ragionando su quale sia la modalità più utile per utilizzare i locali. Esa concorrenza adesso, supermercato, Gaia. 3 oncologi SOS per il reparto. Del San Francesco di Nuoro. Una mamma denuncia i disagi nel pronto soccorso per il mancato accesso diretto in pediatria. L'associazione Vivere a Colori, lista d'attesa lunga e tanti pazienti vanno fuori. Pane Carasau da valorizzare, Camera del Commercio verso il riconoscimento IGP. L'hanno già letto, il giornale, questa è l'unione, abbiamo letto l'articolo che Pollongo in Nuova Sardegna. Bene, andiamo da innanzi, Sigalo. La Corte d'Appello boccia la decadenza. Caso Todde ha accolto il ricorso della difesa, confermata la sanzione da 40.000 euro. Io rischio che a me mi hanno escluso dalla lista, per un matesimo motivo. I giudici sulle violazioni in campagna elettorale impedito il controllo su finanziamenti e spese. Le irregolarità nel rendicontazione delle spese sostenute nella campagna elettorale ci sono e sono state ritenute gravi e rilevanti, tanto da confermare la sanzione pecuniaria dei 40.000 euro, ma la Presidente Alessandra Todde un rendiconto, seppur difforme, l'ha presentato con
non le poteva essere contestato l'omesso deposito, una delle poche violazioni punite con la decadenza. Con questa motivazione la Corte d'Appello di Cagliari, presieduta dal giudice Emanuela Cucusi, affiancata dai consiglieri Enzo Lucchi e Maria Grazia Bagella, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale. Resta la sanzione economica, ma i giudici spazzano via e con una sentenza dai toni molto pesanti qualsiasi ipotesi di decadenza. Bah. Oia. Le motivazioni, la sanzione, la difesa di Todde, le motivazioni, dimoselo un pacco. Ma che cosa è successo? Il Tribunale ha fondato la propria decisione su una argomentazione che seppur non esplicitata in questi termini, pone in linea generale una questione di cruciale rilievo, spiega la Corte. Può un candidato, depositando un documento palesemente elusivo e privo di requisiti minimi, per assurdo una lista della spesa, mettersi al riparo dalla grave sanzione prevista per l'omissione totale? La risposta a tale interrogativo non può evidentemente essere affermativa, ma il rimedio a tale potenziale abuso non risiede nella consentire al giudice dell'opposizione di operare una mutatio fatti, cioè modifica radicale dei fatti, in violazione del diritto di difesa. In altre parole, siccome il collegio di garanzia non ha mai sollevato la questione del mancato deposito della rendicontazione, anzi l'aveva espressamente esclusa, non può farlo il giudice in un secondo momento. Il cardine logico dell'intera riqualificazione della violazione da irregolarità a omessa presentazione da parte del Tribunale sancisce l'appello, il giudice d'appello si fonda si fonda sull'assunto secondo cui non sarebbe stato possibile valutare la difformità del rendiconto, poiché la candidata non avrebbe mai depositato un proprio rendiconto. Si tratta tuttavia di un'affermazione che viene presentata come dato fattuale, mentre è smentita dalla documentazione prodotta in atti. Bocciata l'interpretazione che i documenti presentati alla candidata del campo largo fossero talmente viziati da essere non considerabili e considerabili giuridicamente inesistenti. Tale valutazione, precisano i giudici, attiene al merito della conformità dell'atto e non può trasformare un adempimento pur irregolare in una condotta ontologicamente distinta qual è l'omessa presentazione, cioè il strazio di documentazione che ha presentato vi la considerano non valida, ma comunque la considerano. Governatrice più forte, ma resta la tensione con il PD. Finita la tregua referendaria, i Dem chiedono la verifica di metà mandato. Da Cagliari si volerà verso Olbia e Alghero, ma solo per 2 mesi. Collegamenti interni al via dal 3 luglio. Nuove rotte Bologna, Firenze, Pisa. Benissimo. Traffico aereo, cresce la puntualità. Pisa, è stata una presa d'atto, non potevano non basarsi sulla decisione della consulta, come siamo già danne sempre dessa decadenza, ne parla Omar Chessa, mi risparmio del bolorello. Comandini, riconosciuta la buona fede, il centrodestra precedente pericoloso, questo è un precedente pericoloso. Gli alleati del campo largo esultano, l'opposizione critica il provvedimento. E dicono un patto in cui non va nessuna critica, e dicono di nuovo, indite essa critica, soddisfazione del campo largo con lui, eccetera, eccetera. Giuseppe Frau, della maggioranza, entusiasta M5 Stelle, là il segretario regionale,
Piero Comandini, dal centrodestra Sasso dei De Piga per il primo la sentenza crea un precedente pericoloso, basta pagare una multa per sanare mancanze sostanziali. Il secondo parla di gravi opacità e irregolarità. I pasticci ci sono stati e le regole sulla trasparenza non sono state rispettate. Fortunatamente per loro, il tanto che basta per evitare la decadenza per un pelo e dover pagare solamente una multa salatissima. Così la sanzione di 40.000 euro verrà interpretata come il succedaneo di una condanna. Oh, yeah, yeah. E intanto però UE-Mercosur sì all'accordo provvisorio. Sarà in vigore da maggio, eliminati i dazi su esportazioni e importazioni. Siamo di accordo su questa vaina. Le mani di Poste su Timmi. Poste italiane si scomporranno e Timmi, crescita assicurata e brand protetto. Poste vuole diventare la piattaforma che connette l'Italia fisicamente e digitalmente. L'acquisizione di Timmi è il culmine della strategia annunciata un anno fa col piano 2024-28 e quindi subito Timmi colata in mano a Poste Italiane. Cinema, credito d'imposta. Dalle 12 di oggi le imprese che operano nel cinema possono inviare le richieste di riconoscimento del credito d'imposta per gli investimenti nelle sale cinematografiche, conclusi entro il 31 dicembre 2024. Cioè se uno spende a contare sulla sala del cinema contributo scontabile in credito d'imposta. Una bella iniziativa ben nascosta. Salvini e Orban uniti contro la burocrazia UE. Il leader del Carroccio all'Assemblea dei Patrioti, Poteschile. Il tuo è un coraggio autentico, radicato, che nasce dalla certezza di mettere al centro i bisogni del tuo popolo. E questa fedeltà assoluta che ti dà la forza di resistere a pressioni, minacce e ricatti di ogni tipo da parte di chi vorrebbe piegare l'Ungheria alle proprie logiche ideologiche di sinistra. E cioè Salvini e si china a insistere su questa cosa. Manco su pisso de Bossi. Lo ha detto il vice premier Matteo Salvini dal palco all'Assemblea dei Patrioti a Bucarest, scandendo in ungherese Viktor Orbán è un vero eroe. Il premier ungherese, ha evidenziato Salvini, è un esempio luminoso che ha ricordato all'Europa intera che la politica è servizio non sottomissione, e cioè sono agentes di Putin. Cade la riforma della giustizia, in Sardegna il no sfiorano il 60%. Bocciata la proposta di cambiamento della Costituzione con il 53,7% dei voti. Allora, in provincia di Nuoro abbiamo il no 64%, il sì 35% e così via. Praticamente in Nuoro è supposato in assoluto e quindi la cifra dei vizi potrebbe essere una cifra giusta, insomma, da chi appole su in eligendo. Andiamo alla politica internazionale. Trump rinvia gli attacchi e apre al dialogo con l'Iran. Bombardamenti sospesi per 5 giorni. Si tratta sull'accordo, cioè un'isparata praticamente del 48 ore, poi deve tornare in dai secoli, ma ormai a Trump tutto si gli perdona. Intesa su 15 punti. Lo stretto di Hormuz potrebbe riaprire, però l'Iran o l'Iracheno non va a nessun accordo. E all'annuncio della trattativa le borse riprendono vigore, crolla il prezzo del petrolio, in calo anche il gas, Milano chiude a più 0,81. Ma stiamo a vedere. Khamenei, giudizio di Khamenei, Vezzu, mistero fitto, non risponde ai messaggi, non è chiaro chi sia a condurre i negoziati per il regime
Il nuovo leader continua a non farsi vedere in pubblico e stabilirsi esistiti. Allora, la retromarcia di Donald Trump sugli attacchi alle centrali elettriche infittisce un mistero, quello della leadership iraniana, che non trova soluzione perché la decisione del presidente USA è stata presa in nome di un negoziato guidato da un alto funzionario iraniano che parola del Tikkun, non è Mojtaba Khamenei, ferito e isolato. La nuova guida suprema è sempre più nell'ombra, descritta da Washington Post da funzionari americani e israeliani come un uomo ferito, isolato e che non risponde ai messaggi. E mentre i media riportano che sarebbe il potente capo del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf a guidare i negoziati da parte di Teheran, lui stesso ha categoricamente smentito su X parlando di notizie false per manipolare i mercati, contraddizioni che alimentano l'incertezza ma che in ogni caso segnalano un possibile avvicinamento americano a una figura emersa ormai come chiave nella Repubblica Islamica. Ciò che resta chiaro è il silenzio ormai assordante di Mojtaba Khamenei, guida di nome ma forse non di fatto. Dopo il suo primo discorso come nuovo leader, letto da una conduttrice TV, e un messaggio di condoglianze dopo l'uccisione in un raid di Ali Larijani, l'erede di Ali Khamenei, l'erede di Ali Khamenei è sparito dai radar, lasciando il campo alle voci più disparate. Stando a quanto riferito, Mojtaba risulta infatti irreperibile e alcuni funzionari iraniani avrebbero tentato di organizzare incontri di persona con la guida suprema senza successo per motivi di sicurezza. Test missilistico nella marina del poligono di Quirra, tanto può cominciare, lanciato un Aster 30 che potrebbe essere inabissato nei fondali sardi. La Marina Militare Italiana testa un nuovo sistema di lancio di missili e lo fa sapere per mostrare i muscoli nel mare del poligono di Quirra, dal pattugliatore Altura Montecuccoli. È stato sparato un missile Aster 30 con l'utilizzo del SEAM EAST POA, considerato uno dei più avanzati sistemi di difesa aerea navale attualmente disponibili sul mercato internazionale degli armamenti. E naturalmente li sparano in Ocche, non è che li sparano in Milano o sul Vaticano. Trump annuncia i negoziati. Iran, il presidente USA sostiene che avrebbe ottenuto la rinuncia all'arma nucleare, colloqui smentiti dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, notizie false. Slovenia, lo spettro ingovernabilità si presenta, vittoria di misura del premier Golob. Sulle elezioni l'ombra di ingerenze straniere, richiesta all'UE di indagare, ha voglia che batte ingerenza straniera. Francia, vittoria dei socialisti nelle città, è tornata locale, la tornata locale è vista come un test per le elezioni presidenziali del prossimo anno. Alle urne anche i tedeschi della Land Renania Palatinato, un altro duro colpo per la SPD. Andiamo ad innanzi, abbiamo finito, e quindi questa classifica 64% no e 35% sì di aver essere giusta la polessa sul Ministero, eleggendo che è la pagina ufficiale del suo Ministero dell'Interno, i numeri non sono risultati, comunque lo accertiamo e tancamos si tengo cosa de hoy, chissà sigla de tancatura. E dimos che il nostro scommento, Nina Carai, buona giornata a Nina Carai. Bene, mi pare che oggi la linea sia tornata bene, per manteso, so che in questo microfono nuovo è il mantenenne, quindi siamo a posto. Beste, pone sa occhio di su.
Adesso Michele, adesso la sigla, ecco qua.